Can't stop. E buonasera, buonasera. E allora siamo nuovamente qui per la seconda edizione di Hospital Show. Quest'anno ci sono anche delle novità e la prima siamo anche un po' tesi ed emozionati, è ovvio che sia così, e quindi direi di partire subito. Ma volevo fare solo questa premessa. Hospital Show perché? Hospital Show è un modo anche, diciamo, ironico. Solitamente in ospedale c'è gente che soffre, gente che sta male, quindi noi intanto li salutiamo sperando che possano stare meglio in nostra compagnia per un paio d'ore, e quindi è una pronta guarigione. è una pronta guarigione sicuramente. Salutiamo anche chi sta in ospedale a curare gli ammalati, ma Hospital Show è forse l'unico ospedale dove si ride, dove si sta bene, e quindi vogliamo iniziare all'insegna dell'ironia, che poi è questo lo spirito del programma. Lo facciamo subito presentando un nuovo collega di reparto, è un dottore, sì, uno showman, si chiama Gerardo Di Liberto, avremo modo di conoscerlo meglio con Nuvola, che è la mascotte del programma. Gerardo, quella è la tua postazione. Poi è stato qui l'anno scorso, ci siamo conosciuti tantissimo tempo fa in un villaggio turistico, ha fatto anche qualche videoclip con noi, un altro dottore eccellente, lo showman Luigi Chirco, che poi è bravissimo a raccontare le barzellette. Racconta barzellette bellissime. Bravo! Proprio... E allora, passiamo ancora avanti, siamo felicissimi di averlo qui questa sera con noi. È un dottore nuovo ma con tantissima esperienza, un volto positivo, un bel volto, che è stato anche finalista a Tu sì che vales, è arrivato fra i primi tre, meritava la vittoria perché io sono convinto che il pubblico italiano ha votato per lui. Comunque lasciamo stare, lo presentiamo subito da Campobello di Mazara, Maurizio Indelicato. Maurizio, ci vediamo in reparto. Poi non potevano mancare gli assistenti che avevamo avuto l'anno scorso qui con noi, li presentiamo subito, e sono Vincenzo Caradonna, che poi è il barelliere di fiducia, e Rory Polessi. Un applauso, grazie. Diciamo all'altezza della situazione. Sì, a questo punto... devo dire che mi fa piacere che non mi avete presentato, però se volete io me ne vado. Non Chi è questa voce? Boh, cioè... È con noi, anche perché l'anno scorso era con noi e ci stava. Maurizio, com'è che l'hai dimenticato? Hai un problema? Hospital Show ti curerà, guarda. Comunque con noi Rosaria Ferrito. Buonasera a tutti, buonasera, buonasera. Si è suscitata la cartella. L'emozione non ha Devo voce. dire che i casi clinici già sono pronti per il ricovero. Buonasera nuovi giurati. Sì, scusa, è stato il press control qua che non mi ha permesso di chiudere la cartella. Ho capito. Allora, ci siamo? Sì, io volevo solo presentare Maurizio Calandra. Ah, ma tu così mi fai lo sgambetto. E Giuseppe Calandra, ma è scontato questo. Va bene, vi lasciamo anche il microfono e noi siamo pronti per iniziare. Siamo prontissimi e ancora a voi ringraziamo per essere ritornati qua, ci fa piacere, siamo pronti per la seconda edizione di Hospital Show.
Carichi e prontissimi per la prima esibizione, lei ha vinto la scorsa edizione di Hospital Show. A voi, Roberta Loporto! Buonasera a tutti. Ti nasconderai dentro i sogni miei, ma io non dormirò, mi dovrà passare. E quanti amori avrai, che cosa dirai, e quanto anche di me io dovrò cambiare. Amore, non mi provocare, arriverò fino alla fine di me. Amore, mi dovrà passare per restare libero, cambiare. Ti nasconderai dentro gli occhi miei, ma io non guarderò, io dovrò cambiare. Amore, mi dovrà passare, resterei qui fino alla fine di me. No, amore, da dimenticare, per restare libero, cambiare, cambiare, a combattere con le mie notti bianche, a combattere, devo ricominciare a inventare me. Amore, da dimenticare, resterei qui fino alla fine di te. Amore, da dimenticare, diventare libero, cambiare, cambiare, e per non cadere più, cambiare. Roberta Loporto! Grazie, grazie mille. Ma Roberta. lei non si deve giudicare. No, assolutamente, lei è già stata giudicata. Solamente due domande veloci. Ti abbiamo seguito sui profili social, abbiamo visto che ha avuto una stagione intensa. Ci sono progetti imminenti? Stai lavorando a qualche produzione, qualcosa?
Sì, ma sono molto scaramantica, quindi vorrei No, no. non parlarne, E sai. allora un'altra domanda. È sposata, fidanzata? Cioè, No, sono fidanzata Scusa momentaneamente. Gerardo, No, ma non perché? c'entra questo. no, vabbè, allora non ci Ma poi che c'entra questa domanda? Appunto, dai. Curiosità. Comunque mi piacerebbe, comunque sto provando a fare qualcosa di più importante. Come va? Spero che No, va bene, anche ma Hospital Show mi porti fortuna. no, assolutamente. Ti ha Finora portato mi ha portato fortuna fortuna. l'anno scorso, quindi speriamo che da qui possano partire anche i tuoi sogni e si possano Realizzare. avverare. Apriamo la seconda edizione con Hospital Show e la prima concorrente. Buonasera, Ciao. ciao, sono Aurora Di Nino, ho 14 anni, vengo da Castelvetrano in provincia di Trapani e vi farò ascoltare 200 note di Laura Pausini. Bravo. Posso dire una cosa? Hai lasciato tutti a bocca chiusa. No, perché tutti si aspettavano. No, No, assolutamente si dice a bocca aperta. Sì, no, Va bene. Ok, magari ti facciamo qualche domanda dopo. Iniziamo. no, Quanti anni hai? 14. È in pediatria oppure... Come reparto? No, ancora 14 in pediatria. penso no? di sì, non lo so. Mi sto No. aggiornando, sto facendo l'aggiornamento su questo. Anche tu ci hai colto di sorpresa. Anche tu ci hai colto di sorpresa con questa domanda. Iniziamo. ok. Ma nella vita che fai? Oltre a studiare, immagino, no? Canto Voglio e dire, suono. hai un hobby a parte il canto? Mi piace ballare. Quindi quindi canti, rimaniamo- balli, suoni. Sa suona e sa canta. No, tu fai Un artista a tutto tondo. a tutto tondo. Va bene, dai, iniziamo. Su una finestra, un letto in ordine, uno specchio dove ancora trova spazio un tuo riflesso. Mi ricordo adesso è come un pianoforte senza voce che più suona e più non sento le sue note. E ad un tratto nel silenzio il mio pensiero vola verso quell'immagine. Le mie mani fredde, i miei capelli neri lunghi sulle spalle, le labbra un po' impacciate sussurravano: non mi guardare, non ti fermare. Pelle contro pelle, il tuo sorriso, non servivano parole. Ricordo ancora l'emozione mentre se ne andava il sole. E nella camera 200 note. Ogni vita puntualmente il suo destino da incrociare, da sfiorare anche un attimo soltanto. E forse è vero, quello che ti porti dentro è sempre tutto ciò che non hai mai potuto avere accanto. E quindi cerco di respingere le tracce di un ricordo lontanissimo. Le mie mani fredde, i miei capelli neri lunghi sulle spalle, le labbra un po' impacciate sussurravano: mi puoi guardare, non ti fermare. Pelle contro pelle, il tuo sorriso, non servivano parole. Ricordo ancora l'emozione mentre se ne andava il sole. E nella camera 200 note. 200 note. Le mie mani fredde, i miei capelli neri lunghi sulle spalle, le labbra un po' impacciate sussurravano: mi puoi toccare, non ti fermare. Pelle contro pelle, il tuo sorriso, non servivano parole. Ricordo ancora l'emozione mentre se ne andava il sole. E nella camera 200 note. Ed è così che fa la vita il suo percorso, in equilibrio tra rimpianto ed il rimorso. E restiamo a curare i nostri pezzi di cuore, che siamo il sangue che scorre, che senta l'amore. Il passato è passato e non c'è niente da fare, lo puoi
Maestro. Per me è veramente brava, ma studi canto Aurora? Sì, alla The Vocal Academy di Silvia Mezzanotte. e Sì, Riccardo Rossi. si sente perché questo brano è molto difficile da gestire con i fiati e vedo che... E ci infatti sia stata- ho visto che hai usato il diaframma benissimo, mi sono concentrato su questo, Brava. poi sei stata perfetta dall'intonazione a tutto. Poi molto semplice anche come ragazzina, come giusto che sia, quindi Davvero brava, sì. brava. Grazie, brava. grazie. E si continua ancora con la seconda concorrente in gara. Buonasera. Ciao. Buonasera. Allora, ci dici tutto tu o ti facciamo le domande noi? Come preferite? Da dove vieni? Cosa? Da dove D'Alca- vieni? D'Alcamo. Chi sei? Da dove vieni? Come ti chiami? Come... Una per volta. Una alla volta, domanda ragazzi. per volta. Allora, tu fai la domanda di Allora, solo il nome. Cominciamo con solo il nome. Francesca. cognome. Pizzitola. Caspita ragazzi, no. Dove- Età 51. Scusa, a occhio- L'interrogatorio in questura. sei. Carissimi colleghi, io vi invito un po'. Cioè, il programma deve finire stasera, non dobbiamo arrivare a fine anno. no, volevo dire una cosa, che a occhio e croce non siamo nel reparto pediatria, giusto? No, non siamo pediatria. Ok. Siamo in pediatria. Sì, cosa fai questa sera? Allora, canto una canzone dei Negramaro, meraviglioso. Ah, meraviglioso. Meraviglioso, ci sta. È meraviglioso. Meraviglioso. Cioè, è meraviglioso. Ok. È vero, credetemi è accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù. Un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso, perfino il tuo dolore potrà guarire poi, meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato. Niente ti sembra, niente il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso. Il giorno era finito, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso, 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 meraviglioso.
della vita, meraviglioso, 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 meraviglioso. Grazie. Grazie, io comunque contraddico il mio collega. Ma io Contraddico il mio collega Gerardo. Non sono d'accordo con te, Gerardo, mi dispiace. Io non ho... Sì. Gerardo, No, succede, può succedere, c'è una enorme differenza tra cantare sotto la doccia, ce la fai la doccia, sì, Ha fatto benissimo Quando a il sindaco mette continuare. l'acqua, sì. che cantare davanti a un pubblico, succede. Cosa fai nella vita? Non penso che fai la cantante. No, È un sono hobby. mamma, nonna. Complimenti allora. Ecco. Complimenti. Meraviglioso. Meraviglioso, si può Meraviglioso. dire. Si continua con la prossima concorrente. Tutte donne sono. Presentati. Sei? Sono Arianna Giancontieri, vengo da Castelvetrano e ho 11 anni. hai? Canto. 11? anni. Wow, piccolissimo. Ha detto sei? Di Castelvetrano. Di Castelvetrano l'abbiamo capito, no? Chi sei? Arianna Giancontieri. Sì, perché- Va bene, la sentiamo cantare allora, che ha fatto tutta questa strada, vediamo che cosa ci Cosa presenta. canti? Mi sento bene di Arisa. Ah, Bene. qua siamo nel reparto giusto, ti senti bene? ok? In bocca al lupo. Grazie. Credere all'eternità è difficile, basta non pensarci più e vivere e chiedersi che senso ha, è inutile se un giorno tutto questo finirà. Ritrovare un senso a questo assurdo controsenso è solamente la più stupida follia. Se non ci penso più mi sento bene, guardo una serie alla TV e mi sento bene, leggo un giornale, mi sdraio al mare e prendo la mia vita come viene. Se non ci penso più mi sento bene. Cosa ne sarà dei tanti giuramenti degli amanti, di tutti i miei rimpianti, dell'amore e della crudeltà? Cosa ne sarà dei sogni nei cassetti poveretti, dei grandi amori persi quando questo tempo finirà? Se non ci penso più mi sento bene, mi sveglio presto lunedì e mi sento bene, le strade piene quando è Natale, magari non è niente di speciale, ma tutto questo mi fa stare bene. Se non ci penso più mi sento bene, se sto al telefono con te mi sento bene, i baci in corsa, le cazze a rete, l'invidia cena per fare l'amore, sentirmi bella mi fa stare bene. Cosa ne sarà dei pomeriggi al fiume da bambina, degli occhi di mia madre quando questo tempo finirà? Se non ci penso più mi sento bene, se faccio quello che mi va mi sento bene, balliamo un tango sotto la neve, non penso a niente, tutto mi appartiene, e più non penso più mi sento bene, e non pensare più a cosa dire, sentirmi libera da me come bambini, restare nudi, lasciarsi andare, non aver paura di invecchiare, accarezzare tu
anche ai genitori che oggi si sacrificano e sostengono anche i ragazzi per inseguire i propri sogni. Io volevo dire solo una cosa prima di iniziare voi. Avete votato tutti intanto? Tutti? Allora, ora lo posso dire, abbiamo votato tutti. Io ho un debole per questa ragazzina, mi è sempre piaciuta la sua voce e io ti auguro, secondo me il tuo timbro è molto simile a quelli che cantano le canzoni dei cartoni animati della Walt Disney. Quindi io ti auguro un giorno di diventare una delle vocaliste della Walt Disney e quindi fare un augurio molto bello. Sì, secondo me io ti vedo in quest'ottica, se In posso Italia dare è famosissima. il mio pensiero. Si continua ancora con il nostro show e con il prossimo concorrente in gara. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Allora, come si chiama intanto? Io, Francesco Stabile. Francesco? Stabile. Stabile. Ok. Vieni da? Alcamo. Hai fatto tutta questa strada? Mamma Purtroppo mia. i sacrifici vanno fatti un po' per tutti. In età giovane soprattutto. Sì. Ok. Avete qualche domanda da fare? Cosa ci fai ascoltare, Francesco? Lettere bruciate da Tony Bruni. Nel senso, scusa. Lettere, cioè, perché sono state bruciate? Lettere bruciate. Ah, l'hai detto lettere bruciate da Tony Bruni. E tu come fai a sapere che Tony Bruni ha bruciato le lettere? Perché c'aveva l'accendino facile. Piromane praticamente. Ah, un piromane. Ok. Ma Tony Bruni è ancora, scusa la mia ignoranza, È ancora in galera, no? È nell'aldilà. Tony Mi ha lasciato questo incarico. Una busta bianca e sigillata che giovannata all'indirizzo tuo ci trovi tutte lettere bruciate e non ricordo che te ne vede. Diventata cenere tutte promesse tue l'ho bruciato credimi e non ti fa stracciare e prima di bruciarla giù e giù non posso sapere quanta giugno una soltanto me la tenuto che mi ricorda prima gioventù e è diventata cenere a storie che sta amore quando dicevi basta io non te lascio più. Prima di bruciarla giù di giù non posso sapere io quanta giugno una soltanto me la tenuto che mi ricorda prima gioventù e è diventata cenere a storie di st'amore quando dicevi basta io non te lascio più.
Grazie. Scusa Francesco, un bis. Io penso che Tony Diciamo che Bruni, ho capito. sapendo di questa tua esibizione, ha fatto tutti quei sabotaggi. Sta ascoltando sicuramente. Sicuramente sta ascoltando. Perché io mi giudico un suo beniamino. Spero Beniamino. Sei grande, Francesco, sei grande. Non capisco cosa ci fa due signore vicino a te. No, A me è piaciuto e lo volevo sentire da vicino. Lo volevo vedere dal vivo, da vivo. Da vivo, prima Dal vivo. da vivo adesso. Vabbè, ma ancora sarà vivo. Sì, ancora. diciamo che a me sembravano i canti dei carrettieri. c'era. Si salutavano a distanza. Era in di una quella... canzone napoletana un po' di caratterismo c'è. Perfetto. La prossima volta magari Ma vedo. Vagliela a dire a napoletani. All'orizzonte. Infatti forse perché non capisco la lingua, perché che lingua era, ho capito grazie l'ho capito all'ultimo quando Sì, ma grazie ma quella non era napoletana, grazie. no, non era. Grazie era per tutti. Ok. Quello era era la parte finale, era la Bene, parte finale. Vedo che Va bene, se ne va- intanto ti comunico che hai trovato un passaggio se ne va con un Dammi un mezzo passaggio, Francesco. per il ritorno. Occhio. Fai da solo o... Ve lo riporto Perfetto. tra un anno. Portatevillo, Fantastico. Ve lo riporto alla prossima edizione. portatevillo. Vediamo al prossimo anno. in che reparto va? Urologia, proctologia? Rianimazione a quanto pare. Bene, questa sera i talenti fanno da padrona a Hospital Show come sempre, perché ovviamente è un talent. Abbiamo anche degli ospiti che ci sono venuti a trovare, ma prima faccio entrare sul palco il chitarrista maestro Maurizio Giammarinaro. Una danzatrice d'eccezione, Marika Mishashi. Ma ovviamente tutto questo è perché ci è venuto a trovare un grande ospite questa sera, Maurizio Indelicato, direttamente da Tusiche Valles. Buonasera. A te lascio la scena. Signore, andiamo in Spagna. Storia de un amor. Ya no estoy más a tu lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo querer. Para hacernos sufrir más. Siempre fuiste la razón de existir. Adorarte para mí fue religión. Yo encontraba el sabor que me brindaba la storia e la passione.
Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, y lo dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el sabor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que lo dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el sabor que me brindaba y la historia y la pasión. Maurizio, indelicato. Troppo buoni. No. Grazie. Un applauso al maestro Standing Gianmarinaro. ovation per Maurizio. Marica, mi piace. Ok, Standing ovation per voi. io riprendo Grazie posto. ancora. Rimetti di nuovo il camice. Avevo il terrore della barella, ma No. è andata Non bene. abbiamo avuto il coraggio, non ci saremmo mai permessi. Ci vediamo Complimenti dopo. ancora. Grazie. Buonasera. Ciao. Buonasera. Buonasera. Cosa aspetti? Tutto in Scusa. nero, Cosa tutto in aspetti? nero. Vai. Hai visto? Ormai si sono viziati i nostri concorrenti. Aspettano come ti chiami, da dove vieni, quanti anni hai, perché canti. Tutto. Sono Mario Evola, vengo da Alcamo, Ah. ho 45 anni. Altre cose? Nella vita che fai? L'idraulico. Aspita. Mizza quanto piccolo avevi. Ci dai un numero di Ma tu telefono? non avevi bisogno di sistemare il lavandino? Cioè, non se si trova mai. Quindi possiamo... bagni, non solo i prendi i lavandini. contatti. Prendi i Possiamo dire una cosa, ma dai il tuo numero di telefono, perché sai quanti idraulici si cercano in questo momento. Sei ricercato, sai. contatti. No, in che senso? No, nel senso buono, dai. Ah, no, perché sennò... Allora ci fai Una sentire... canzone di Cocciante. Ma pensavo cantavi Acqua Azzurra. non vedi? No. Facciamo Margherita magari. Margherita. Ok. Ok, bella scelta.
stare fermo con le mani nelle mani, tante cose devo fare prima che venga domani. E se lei già sta dormendo, io non posso riposare, farò in modo che al risveglio non mi possa più scordare, perché questa lunga notte non si è nera più del nero. Fatti grande, dolce luna, e riempi il cielo intero. E perché quel suo sorriso possa ritornare ancora, splendi sole domattina come non è fatto ancora. E per poi farle cantare le canzoni che hai imparato, io le costruirò un silenzio che nessuno ha mai sentito. Sveglierò tutti gli amanti, parlerò per ore ed ore, abbracciamoci più forte, perché lei vuole l'amore. Poi corriamo per le strade e mettiamoci a ballare, perché lei vuole la gioia, perché lei odia il rancore. Poi quei secchi di vernice coloriamo tutti i muri, case, vicoli e palazzi, perché lei ama i colori. Raccogliamo tutti i fiori che può darci primavera, costruiamole una culla per amarci quando è sera. Poi saliamo sul cielo e prendiamole una stella, perché Margherita è buona, perché Margherita è bella, perché Margherita è dolce, perché Margherita è vera, perché Margherita ama e lo fa una notte intera, perché Margherita è un sogno, perché Margherita è il sale, perché Margherita è il vento e non sa che può far male, perché Margherita è tu ed è lei la mia pazzia. Margherita, Margherita, Margherita adesso è mia. Margherita, Margherita, Margherita adesso è mia. Grazie. Salve, salve, buonasera, buonasera a tutti. La Margherita. È arrivata la Margherita. No, Sì, hai fatto la no, senta. Scusa, ma che è una capricciosa? No, ha ordinato una Margherita. C'era Margherita questa. Solo che l'hanno già mangiata di là. Ah, ok, vabbè. Poi sentivo dire Margherita, ho detto, gli porto una Ma Margherita. almeno una fettina. Comunque complimenti, bravissimo. Ci mancherebbe, dai. Forse non lo dovevo dire, ma a me è piaciuto. Mario, dove vai Mario? Avevo fame, No, con la Margherita. tranquillo Mario, No, vieni qui qua, vieni, i tubi, i rubinetti funzionano tutto, non ti preoccupare. T'ho visto scappare come se
Non può perdere, non può perdere. Non può perdere. Un dubbista non può non perdere, perdono rubinetti, non perdono dubbi. Io invece volevo dire una cosa, un appunto sul brano. Mi è sembrata una margherita alla Liga Bue. Sì, c'era un po' di... Sì, questa è una sua caratteristica, però ha avuto anche questo brano è difficilissimo da cantare, comunque molto profondo. Ha dato un tocco diverso dal solito cocciante. Come basso, come cocciante. vabbè. Un bel Complimenti. Bel timbro, sì. A voi il prossimo concorrente. Buonasera. Buonasera. Wow. Buona noches. Buonanotte. Non so, si dice così. Buona noce. Buona noce? Buonanotte. Da dove viene? Vediamo. Palermo. Ho visto? A Palermo c'è un quartiere che si chiama La Noce, giusto? A Noce. Quindi buona noce. Buona noce. Buona noce. Cosa ci canti? Un brano indiano, un brano... No, faccio una bellissima canzone che tutti conoscete. Sì. Nel blu dipinto di blu. In Certo, l'abbigliamento è giusto. Versione gypsy. Dico, l'abbigliamento è perfetto. Per uno quando è su... Certo. Dei Gypsy King. Dei Gypsy, sì, ok. No, non lo farei più Ma perché il Kirko fa la pipì. una di Modugno. Una di Modugno. No, ci sono i Reglamaro che cantano i Gypsy King. Perdonami, ma nella vita che fai tu? Lavoro all'Aspe. No, collega vostro. Ma puoi portare 2 termometri la prossima volta se vieni di nuovo? Sì. Perché dove lavori, scusa? All'Asp. Aspe di Palermo. Scusa, perdonami, è importante la cosa. Che ruolo hai all'ASL? Amministrativo. Amministrativo è? Sì. Ok. Non medico, voi siete sanitari, io sono amministrativo. Allora, gli stipendi arrivano... Gli stipendi ve li faccio io. Aspetta, e stasera allora cosa dobbiamo fare? Quindi Dobbiamo mettere 10? Mi raccomando, questa sera. Votiamo all'unanimità, ci paga lui, Ci paga Non c'è niente. Neanche ti ascolto, voto 10. L'ultima cosa, Grazie. canti in italiano o in spagnolo come i Gypsy King? No, in italiano. Ah, ok. Va bene. Quindi è una versione di Modugno, ma Gypsy King in italiano. In bocca al lupo. Grazie. Gracias. Mucho gracias. Mucho gracias. Adesso cominciamo. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito, volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo felice, più alto del sole, ancora più su, mentre il mondo va piano scompare dagli occhi tuoi blu. E una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna ricorda con sé, ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli che sono blu come un cielo da punto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare quassù. Grazie! Su con le mani, dai! Grazie per l'invito! Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Volare, oh, cantare, oh,
felice di stare lassù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare lassù, volando negli occhi tuoi blu, felice di stare lassù, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, volando felici nel blu. Hey! Grazie! Grazie. È volato a terra. 118. È volato a terra. Comunque, complimenti. Forse gli hanno complimenti. Sì, i complimenti Perfetto. soprattutto per Al come chitarrista. suona la chitarra. Guarda. E io questo non lo sapevo. Maurizio, mi no, sa perché- che devi cambiare chitarrista. Sì, perché ci avevo pensato, perché come dicono a Milano è per figura praticamente. Però lo spirito di questo programma è anche questo, è simpaticissimo mettersi in gioco. Ma è anche bravo, no? Aspetta, No, qua ma hai non, cantato non anche si dice lo spirito, qua si dice alcol. L'alcol. E anche questo, ti devo dire Alcol anche si che hai un bel timbro vocale, se posso permettermi. Se non ti offendi. Grazie mille. Maurizio, No, pensa sì. che lo stipendio ce lo passerà lui. Se non ti offendi ti dico che hai un timbro vocale bellissimo. Ti ringrazio. Quindi suona la chitarra benissimo, il timbro è bellissimo. Paga benissimo. Ha già vinto. Grazie. Simpaticissimo. Grazie, Ciao, arrivederci. Giuseppe. Ciao. Grazie. Ciao, Buonanotte. Giuseppe. Ma no, non buonanotte. Non è buonanotte, ma torna alla noce. Siamo pronti ancora per la prossima concorrente in gara. A lei facciamo un fortissimo applauso per la sua giovane età. A voi ancora Hospital Show. Salve, sono Anna Maria Modello, vengo da Petrosino in provincia di Trapani, ho 14 anni e vi farò ascoltare Penso a te di Lucio Battisti. Brava, preparata. Silenzio, non c'è più niente da dire. Tutto ottimo, tutto. Vai con la base. Vai. Io lavoro e penso a te, torno a casa e penso a te, gli telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te, dove andiamo? E penso a te. Gli sorrido, abbasso gli occhi e penso a te. Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di certo a cosa stai pensando. È troppo grande la città per due che come noi non sperano, però si stanno cercando. Scusa, è tardi e penso a te, ti accompagno e penso a te, non sono stata divertente, penso a te, sono al buio e penso a te, chiudo gli occhi e penso a te, io non dormo e penso a te.
non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di certo a cosa stai pensando. È troppo grande la città per due che come noi non sperano, però si stanno cercando. Scusa, è tardi e penso a te, ti accompagno e penso a te, non son stata divertente e penso a te, sono al buio e penso a te, chiudo gli occhi e penso a te, io non dormo e penso a te. Grazie. Colleghi, chi inizia? Non avete parole? Siamo rimasti maestro senza delicato. parole, no? Comunque brava, veramente. La cosa che più mi ha colpito, oltre al timbro bellissimo, è uno di quei timbri vocali che ti emozionano, basta solo che ti esprimi. Un soffio, È il discorso che veramente a me non piace la gente che fa troppi virtuosismi vocali, no? Quindi tu sei molto diretta, sei molto semplice nella tua espressione vocale e questo è quello che arriva di più sicuramente. Fantastico. Brava. Mi sei piaciuta. Grazie mille. Brava. Grazie. Piccolo stacco pubblicità. Attenzione. Ho capito, sì, va bene. Va a posto siamo. Che è Teddy Renos? Ci siamo ancora qui con Hospital Show, il pubblico è carico questa sera, è carico, ci fa sentire ancora una volta l'applauso dai nostri studi televisivi di Alpa 1 e si continua con la prossima concorrente in gara. Buonasera a tutti. Ciao. Come ti chiami, da dove vieni, eccetera, eccetera. Mi chiamo Angelica Enea, ho 11 anni e vengo da Cinisi. Da Cinisi? 11 anni. Angelica Enea. Chiudi gli occhi e mi baci, tu non ci crederai, ma vedo le 1000 bolle blu che vanno leggere, vanno
sono qui. Le mille bolle blu, le vedo intorno a me, le bolle blu che volano, e volano, e volano. Le mille bolle blu, mi sento dondolar tra mille bolle blu che danzano su grappoli di nuvole. Dentro a me le arpe suonano, bacio te, folli immagini giungono. Le mille bolle blu, le vene intorno a me, le mille bolle blu che volano, mi chiamano, mi cercano, e volano, e volano, e volano, e volano nel cielo. Grazie. Brava. Brava, complimenti, disinvolta sul palco, questa bella coreografia, chiamiamola così, è stata molto carina. Anche simpatica, sì, da vedere, e nello stesso tempo anche muoversi e cantare, dico, pensare anche a quello che deve fare è anche un po' difficile da Brano fare. non sembra, ma questo brano è molto complicato. in realtà. Sì, sì, è difficile da Sono molto eseguire. Tant'è vero che l'ha fatta questa Bruni, come si chiama? No, non è Tony Bruni, ma Bruni. è la grande Mina. Ah, Mina, ecco, non mi ero... Gerardo, ti vedo un po' spento, hai bisogno... Diciamo che se È l'è il cavata, microfono spento, no? Non lui. che se l'è cavata abbastanza bene in mezzo a tutte queste palle, tutto sommato. No, non sono palle, sono palloncini questi. Bolle, sono bolle. Bolle. In mezzo a queste palle sono palloncini. Molto precisa. Va bene, ci sentiamo presto. Complimenti. allora. Grazie. Ok, grazie. Si continua con Hospital Show. A voi la prossima piccola concorrente in gara. Buonasera a tutti, sono Irene Gentile, ho 10 anni, vengo da Marsala e studio alla The Vocal Academy di Riccardo Russo e Silvia Mezzanotte e stasera canterò per voi When You Believe. Scusa, no, lo vuoi dire lentamente. Studi? Alla The Vocal Academy di Riccardo Russo e Silvia Mezzanotte. Silvia Mezzanotte, mi ricorda qualcuno? Sì, ma già forse... Ex Mattia Bazzari. Mattia Bazzari. Sì. solo una domanda, hai detto che hai 10 anni? 11. 11. Sei venuta da... Fatti ieri. Wow, auguri allora. Potevamo lasciare i palloncini, l'avevo detto. I palloncini ci stavano. Sei venuta in macchina? Ma i palloncini li ha portati lei, no? Ah, li ha portati. Sì. È da molto che guidi? No. È venuta in macchina accompagnata. Ah, scusa, non l'avevo capito, scusa. Ok, sì. Va bene, allora cosa ci fai ascoltare, hai detto? When You Believe. When You Believe di Sasha, era questa? Whitney Houston. Ah, Whitney. Insieme a... Mariah Carey. E tu fai tutte e due? O... Tutte e due. A te che ti interessa, scusa? Lo devo sapere, che magari sta zitta per un pezzo di canzone, invece capito. no, lei Va canta bene, pure l'altra. Ok. È un duetto Ottimo. questo. We prayed
pray so often losing them. Hope seems like the sun won't prove to swiftly flown away. Yet now I'm standing here, my heart's so full I can't explain. Seeking feet and speaking words I never only say. There can be miracles when you believe in all of His strength. It's hard to bear. Oh, no one miracles you can achieve when you believe. Somehow you will when you believe. They don't always happen when you ask. Yes, and it's easy to give in to your fear. But when you fly, you can see the way that through the rain. A small but still receding voice says that peace very near. Know when you believe, it's hard to keep. Oh, no one miracles you cannot see when you believe. Somehow you will. No, 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 no. You will when you believe. You will when you believe. Just Brava. Sono rimasto Brava, Irene. sorpreso, ma molto sorpreso, da come una cosina così minuta, così piccola possa uscire una voce che non è sicuramente da undicenne, o mi sbaglio? Lo credo è indicato questo, non è una voce da undicenne, è già matura come voce. Una così minuta in 3 minuti ha fatto una cosa troppo bella. Brava. Fantastica. Brava, brava. Una domanda. Ora me la fate fare una domanda. E fai questa domanda. Irene, giusto? Irene. Sì. Qual è la tua cantante preferita? Ce ne sono tanti. Cioè quella a Whitney cui Houston. ti ispira. Ecco, perfetto, va bene, va bene. Avevo intuito, però volevo chiederlo a te se era. Roba leggera. Hai diciamo. confermato? Sì, ma infatti l'acuto era di Whitney Houston e lei ci è andata, certo, Brava. con la voce. No, hai la voce bianca ancora? No? Sì, ancora sì. Ancora così No, così, ma grigia, la cosa più sfumature. La cosa più bella è che ho un controllo della voce spettacolare. che infatti. A quell'età è fantastico. Va bene, grazie. Ok. Grazie. Cosa ci fai ascoltare? Presumo che Ma suona, io sono Alfredo Gilè, il chitarrista magico. Infatti non è un caso che io abbia la chitarra, perché ho qualcosa di molto speciale. Sentiamo. Sì, io qua ho un mazzo di carte. Mi serve il vostro Aspetta, già poco aiuto. fa abbiamo avuto un chitarrista magico, quello con Gypsy King, che a chitarra suonava da sola. Vabbè, comunque io ho un mazzo di carte che sembra un mazzo quindi di carte. fai un'esibizione qui al banco con noi? Non proprio, però ho bisogno della vostra collaborazione. Uno dei dottori, non so, anche lei. Scegli a simpatia. Sì, io sto mescolando. Sembrano delle carte, ma non sono delle carte. Sembrano delle
Sono carte magiche. Beh, su ognuna di queste c'è Sì. scritto un titolo di una canzone, vedete? Ok. Sì. Bene. Prego, maestro, mescoli pure. Devo Dottore, mescolare? maestro, qua è uguale, sì, un paio di carte. Sono tutte diverse, sono 52 titoli. Possiamo confrontare se sono diversi? Sì, assolutamente, sì, perché no? Prego. Sono tutte diverse, sì. Ah, ci sono titoli di canzoni? Sì. Giusto. Sì, tutte, sì. Vabbè, penso che... Eppure l'autore. Eppure se Sì. se è colonna sonora c'è scritto tutto. Sì, no, sono allora... Data di là, produttori. Ovviamente non posso barare. Casa sono discografica. Sì, tutto. Sì, tutto, anche qua, vedete. Ok. Sì. In che Già- cosa ho già combina- notato una cosa. Sì, grazie. Quindi avete anche mescolato, ovviamente, sì. Sì, vabbè, dai, sì. Non conosco ovviamente l'ordine, l'ho mescolato. Gerardo, sì. non barare, Ok. ti sei nascosto una carta. Vabbè, ho bisogno della vostra collaborazione, uno dei due, non so, anche... Sì, ho anche... Scegli chi vuoi, scegli chi vuoi. Vabbè, è l'unica donna. Scegli chi vuoi, scegli chi vuoi. mi sta obbligando, va bene, va vai, bene. vai, va bene. io facevo così. Va bene. Sì, io sono bravo. a Vabbè, stare dai, ok, a dai, spalla. ok. Allora, guarda, è molto semplice. Ti chiedo di alzare un po' di carte. Poggio Tipo qua. mazzette. Puoi poggiare anche un, ma non mazzettino, anche un po' più piccolo, se no non ci sbrighiamo più, anche più piccolo. Piccolino, così, bravo. Ora ribalta per favore questo mazzetto su questo, così, bravissimo. Che si vede quello che faccio. Sì, no, puoi fare tranquillamente, Tu puoi guardare? Sì, no, non importa. Ok. Con questo mazzettino ti chiedo di prenderne un altro assieme a questo. Da sotto sempre. Sempre così, alzando. Ok, quando vuoi tu, ok, benissimo. Ribalta, esattamente così, perfetto. Ok. Ora, ovviamente io sono girato, quindi puoi rimettere tutto per com'era. Io sono girato, non Sistema posso... le carte, Maurizio. Poi sistema nuovamente- così, rimani in questo modo. Ora ti chiedo cortesemente, io sono sempre girato, di scorrere le carte dove c'è il titolo e fermarti alle... scopriamone due. Ti chiedo di fermarti alle prime due carte blu e di far ovviamente leggere i due titoli che la sorte ci ha assegnato. Ok, allora io sono girato. In questo caso ti chiedo però di restare lì, non girarti. Sì, no, non mi giro più assolutamente. Ok. Dobbiamo prendere le prime due carte blu? Sì, perché è come se voi aveste tagliato Ok, praticamente. Giorgio, ci sei con la video? Ci siamo? Quindi la prima e giro la seconda? Sì, le prime due blu. Ok. Che cosa succede ora? Avete fatto? Sì. Oh, richiudi il mazzo. Ma non l'abbiamo viste tutte. Richiudi il mazzo. Ci siete? Io sto guardando lì, quindi non so cosa succede dietro. Ci siete? Quando ci siete io mi giro. Posso? Fatto? Sì, sì, allora. Ricapitolo velocemente. Avete mescolato, avete visto che sono tutte diverse. Quindi facciamo così, dai, abbiamo fatto quindi... Sì, dai, chiudi, puoi chiudere, ok, grazie. Dottore, a me gli occhi. Musica di tensione. Dunque, avete visto i due titoli, probabilmente, di queste 52. Ti chiedo gentilmente, puoi immaginare di cantare a voce alta, ovviamente lo farai mentalmente. Il primo titolo che la sorte ci ha assegnato. Fai finta di cantarlo, ma ovviamente guardandomi. Nella tua mente lo stai facendo? Dammi la mano. Ok. Mi sta arrivando qualcosa, ce l'hai il titolo, ce l'hai sempre, Certo. non me lo dire. No. Però cantalo come se lo stessi gridando sul palco. Basta, ok. Dottore, lei l'ha visto il secondo titolo? Sì? Lo può immaginare? Ce l'ha? Può darvi la mano? No, gira, ok. Prova a cantare nella tua mente questo titolo. Ok. Quindi siamo d'accordo che voi avete mescolato e veramente la sorte, cioè avete tagliato in quel punto lì. Puoi andare avanti. Posso andare avanti? Ci siamo? Ci fidiamo. Tenterò Ecco. di captare queste note che voi state cantando nella vostra mente e tenterò di suonare la canzone che voi avete in mente. Ci provo. Questo è il primo titolo in questo caso? Beh sì, quello che la sorte ha assegnato.
Vabbè, dottore. Sì, già sono curioso. Pure in ginocchio. Ancora una volta, l'ultima volta. Però mi sta arrivando qualcosa. Guardi dottore, puoi metterti qua, venga. Ti do del tu, del lei, fa niente, no? Il tuo colore preferito? Tutti insieme! Ciuri, ciuri, ciuri. L'amore cambia, si di ritorno, ciuri, ciuri, ciuri di tutto l'anno. L'amore cambia, si di ritorno. E in questo caso noi cosa possiamo fare vedere la carta? A sto punto sì, dai. Era quella? È giusto. Era quella lì? Gio, riesci a inquadrare? Puoi far vedere? È giusto. Io capisco che il pubblico magari non ha visto un po' tutta questa cosa, però guarda. Sicuro che... Sì, ciuri, bravo. Ma dunque, credo che sì, diciamo, questa chitarra non è proprio, diciamo, una chitarra, perché... Addirittura. È pure un basso. Avevi già predetto anche questo? Certo. Ok. Vabbè, dottore, venga, ho bisogno un attimo della sua collaborazione, visto che siamo... Primo brano indovinato, vediamo ora. Ci provo, io non voglio essere, per carità, però vediamo, proviamo. Vabbè, visto che lei è anche un cantante, voglio dire, avrà in mente, ce l'ha? Beh, ci provo. Volare, cantare, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Facciamo vedere la carta, bravissimo. Volavo felice più in alto del sole ed ancora più su. Sì. Ma non è finita, Però devo dire non è che- finita. No. Assolutamente no, perché no. il cappello è vuoto. Sì. Però basta dire qualche parola magica, visto che voi siete dottori... Condottori, per la parola. Condottori. Condottori, non vogliamo... Condottori, vabbè, dai, una parolina magica a lei, dottore, anche lei. Sì. Felicità. Felicità? È magica. 1, fai così, 2, 3. Ah, capito, ma qua è proprio magico tutto. Volare. Nel blu dipinto di blu, ok. Va bene. C'era anche la predizione. Volare. Il cappello è vuoto, Vediamo se vola, Va bene. Grazie. Diciamo, sì, intanto che è un'esibizione che non avevamo mai, mai visto. Hai detto di definirti? Chitarrista magico. Chitarrista magico. E Sì. significa che tu, non è il caso questa sera perché già siamo andati forse anche oltre. Pensateci. Buonasera, lei si chiama? Io non mi chiamo, comunque mi chiamano. Perfetto. Scherzo a parte. Sembrano le barzellette che racconti tu, no? Sì. Comunque Antonino mi chiamo. Vabbè, ti chiamano come? È Antonino. 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 Vengo da Alcamo. Alcamo. Perfetto. Bel paese. Penso di sì. Sì. Almeno. Io sono di Terrasini, quindi. E Pignarolo. Che c'entra Pignolo? Si dice così ad Alcamo. Sì, ma non lo sanno tutti, non spargere la voce, Gerardo. E allora? Cosa ci canti? Canto un brano scritto da Enrico Ruggeri
che viene cantato da Fiorella Mannoia, che porta come titolo I dubbi dell'amore. Scusa Antonino, una cosa, noi siamo qui in infermeria quasi, no? Cosa c'è nella mano? Nella mano? Quella che tieni in tasca. Un portafortuna. La tieni così, no? Perché... Faccio vedere? No, Antonino. Tienitele per te queste Non ci cose. teniamo, guarda. Che mestiere fai, Antonino? Scusate per la voce che sono un po' raffreddato. No, ma metti la mano in tasca che ti Se passa. ti porta fortuna, tranquillo. se ti porta fortuna tienilo in tasca. Antonino, scusa, che mestiere fai? Beh, sono aiutante pizzaiolo. Ma che come parla? Io Ecco non ho Margherita. la Margherita l'hai portata tu? Margherita da dove Ho arriva? portato le margherite, le 4 gusti, le 4 Le stagioni. portate? Cioè, Abbiamo qua Tu dirai di problemi di Otorino Larico. Allora, che mestiere fai? Ho detto soltanto che se mi sentite. Lui no, o devi No, guardare. Antonino, Non scusa, sei, se hai portato non le sei. pizze hai già vinto. Antonio. No, grazie, mi dispiace. Ah, no. A posto. Lavoro in pizzeria, grazie. Lavoro in pizzeria? Sì. Ora l'ho capito, devo entrare in questa Porca mentalità. miseria. Lavoro in pizzeria. L'ho capito ora. È raffreddato. Lavoro in pizzeria e ti tocca le Però palle. l'ha Ok. l'ha spiegato prima. Vabbè, io direi di passare al brano. Ok, dai. In bocca al Forza lupo. Antonino. Grazie. Siamo tutti con 3. Ecco che vedo arrivare E con una te? cosa già io da dietro. Siamo tutti contenti? Pensa se non eri raffreddato come parlavo. Non ho capito niente, comunque fa lo stesso, grazie. C'è una... No, mi assale un... No, non... Sulla mattina io mi accorgessi che con l'alba sei partito. Ma già sono già. Con le tue valigie verso un'altra vita. Riempirei di meraviglia la città, ma forse dopo un po' prendere ad organizzarmi l'esistenza. Mi convincerei che posso fare senza. Chiamerei gli amici con curiosità e me ne andrei da qua. Cambierei tutte le opinioni e brucerei le foto con nuove convinzioni. Mi condizionerei, forse ringiovanirei e comunque ne uscirei. Non so quando, dopo. Ora. Non so come, dopo. Ma se domani io mi accorgessi che ci stiamo sopportando e capissi che non stiamo più parlando, tutti insieme, dai! Ti guardassi e non ti conoscessi più, bravi! Io dipingerei di colori muri e stelle sul soffitto. Fammi finire, porta, dai! Dire le cose che non ho mai detto. Salutiamo, ciao. Che pericolo la quotidianità e la tranquillità. Dove sei? Come vivi dentro? C'è sempre sentimento nel tuo parlare piano. Nella tua mano c'è la voglia di tenere quella mano nella mia. Grazie a tutti. Grazie. Antonino. Sì, dai. Facciamo il finale. Tu dormi, non pensare
Ai dubbi dell'amore, ogni stupido timore è la prova che tiro e rimango e ti cerco, non ti lascio più. No, lasciaci Antonino, sì, lascia. Sì, sì, ora. Non ti lascio più. Non ti lascio. Grazie! Ciao! Vai, cavai. Arriva Vincenzo, un applauso Vincenzo! Arriva il nostro os. Ecco qua. Prego. Avremo il È il piacere. momento del nostro ospite, no? Certo. Tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti, mi cantar hecho de fantasía, mi cantar lor de malinconia que yo te vengo a Granada, tierra ensangrentada en tardes de toros, mujer que conserva el embrujo de los dos moros, de sueño rebelde gitana cubierta de flores, y beso tu boca de grana, jugosa manzana que me habla de amores. Granada, manola cantada en coplas preciosas, no tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas de suave fragancia que le darán marco la verde morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre de sol. De rosa de suave fragancia que le diera marco la verde morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre de Ecco, vedi, a lui lo sento bene. Bravissimo, Bravi, bravissimo. bravi, bravi.
Grazie. Allora, io direi di restare tutti sul palco. Volentieri. Saliamo ora, mandiamo i saluti. Sì. Non so se già è stato fatto il conteggio finale, ma intanto saliamo tutti sul palco. Se ci avvicinate qualche microfono sul palco. Quindi ringraziamo intanto Gerardo Di Liberto, che sarà qui con noi ancora per altre sere, Luigi Chirco, Rosaria Ferrito, Maurizio Indelicato, che speriamo di avere anche nella puntata finale, se gli può fare piacere. Ringraziamo Vincenzo Caradonna, Rory Polessi. Invito anche tutti i partecipanti a salire qui sul palco. Ringraziamo anche la scuola di formazione futura, che sono stati bravissimi e hanno truccato e curato il trucco e parrucco di tutti quelli che si sono esibiti e siamo stati qui Soprattutto il parrucco di Gerardo. questa sera sul palco. E quello di Gerardo poi in modo... No, perché prima era opaco e poi è diventato... Bello lucido. Lucido. No, opaco de Lucia, de Lucia. E poi ringraziamo il maestro Vito Giammarinaro, che è sceso dal palco. Ok, la danzatrice Marica Misciasci, l'ho detto giusto? Poi ringraziamo anche Vincenzo Monreale e Salvo Perrone per le scenografie, per gli allestimenti qui in studio, alla regia Rosalinda Viola, agli operatori di ripresa Gio Barretta, l'assistente di regia Nino Fontana. Ringraziamo Audio e Luci dell'Eventi Service di Alcamo. Però facciamolo un applauso a tutto lo staff tecnico che si impegna per poi uscire fuori un buon Siamo prodotto. ancora in attesa? Siamo in attesa ancora. Allora mi permetto per questa volta, perché è giusto ringraziare appunto la Futura e anche lo staff, da Simone Buongiorno, che è il docente di parrucchieria, al tutor Valeria Riggi, all'assistente di parrucchiere Valentina Dragna, alle alunne Alessandra Lunetta, non so se è scritto bene, Vital Bacaleca, Denise Nizza, Emanuela Filippi, Adriana Spinò, Alessia Pirrello, Alessia Quartararo e Sonia Messana. Questi sono i ringraziamenti. Poi ringraziamo voi che siete stati qui questa sera in studio con noi. Ringraziamo Nuvola, che è una simpatica mascotte di questa edizione. Abbiamo i risultati e poi abbiamo ricordato tutti, ma ovviamente non stappare ora, aspetta. Facciamo anche un applauso ai fratelli Calandra e Calandra. Grazie. Francesco, vuoi stappare ufficialmente questa prima... un applauso, grazie. Ringraziamo il faro che si è rotto. Allora, mentre voi brindate, vi faccio una domanda. Ad esempio, è successo l'anno scorso, ci sono degli ex equo? Ci sono degli ex equo. Va bene, Rosaria, vuoi passare tu a... Sì. Quindi passa avanti e ci fai capire... Passa avanti, mettiamo tutti i concorrenti, non dietro, magari allargatevi così verrete tutti inquadrati. Vincenzo, mettiti pure qua, accanto a me. Tutti quadrati. Allora, perfetto. tutti sul palco. Vi piace proprio champagne? Sì, diciamo di sì. Allora, a sto punto possiamo proclamare direttamente, visto che abbiamo il prosecco? Non possiamo più aspettare, si è fatto tardi. Ok, allora intanto abbiamo un ex equo, che è per il primo posto. Addirittura per il primo posto? Sì. Ma al secondo posto troviamo Aurora di Nino. Aurora. Dov'è? E allora, in questo caso, Aurora è al secondo posto. è al secondo posto. Passa di diritto in Passa semifinale, in semifinale, sì, di diritto. Ovviamente facciamo ancora un altro applauso a Aurora. E al primo posto troviamo modello Anna Maria, che passa anche lei di diritto in semifinale. Complimenti. E insieme a lei in ex equo abbiamo Irene Gentile. Sono tutti giovanissime. Avete fatto unplane tutte le ragazzine, quindi... È il futuro. Sì. Siete il nostro punto di arrivo in questo caso. Per loro di partenza, per noi di arrivo. Ma è giusto così, quindi noi... Quindi con loro l'appuntamento è in semifinale, invece noi vi salutiamo alla prossima puntata, sempre su Alpa 1. Buonanotte. Grazie a tutti, alle prossime buonanotte. occasioni.
Can't stop.